Buongiorno di nuovo, buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon mercoledì, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti, per commentare le notizie d'attualità. Il numero è lo 02 66 20 35 29, vi ricordo anche il numero per mandarci SMS che è il 346 64 277 56. Siamo in diretta da Via Bellerio a Milano. Oggi c'è ancora il sole, meno male che c'è il sole, fa un po' più fresco. Saluto Roberto Colombo al di là del vetro e in collegamento telefonico saluto come ogni mercoledì Laura Cavandoli, deputata della Lega. Buongiorno Laura. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Grazie mille a te come al solito. Allora Laura, raccontaci un po' questi giorni, nei giorni scorsi e domani e dopodomani cosa c'è in programma alla Camera, ieri che giornata è stata, stamattina cosa è successo, facci un po' un riassunto generale, ecco. Sì, questa doveva essere una settimana tranquilla, nel senso che si parlava di mozioni molto importanti ma molto condivise, quindi abbiamo approvato una mozione a prima firma della collega Lazzarini sui malati oncologici, quindi sul trattamento dei malati oncologici, sulle varie registri eccetera, quindi è stata molto toccante, molto importante. Sì. Dopo avevamo invece da approvare una proposta di legge dell'opposizione, quindi di Forza Italia, con relatore Zanettin per Forza Italia, ma un po' per le assenze, un po' perché non si è calibrato evidentemente bene il voto segreto, la maggioranza è andata sotto, lo leggiamo anche dai giornali. Ecco, tra l'altro avremo ospite oggi il deputato di Forza Italia dopo, ecco, l'hai ricordato tu, prego. Perché in effetti era una norma una legge assolutamente importante, perché dava una responsabilità disciplinare ai magistrati in caso di ingiusta detenzione, quindi una tutela per i condannati e una responsabilità in più per i magistrati. Diciamo che questo voto non conforme alle previsioni da parte della maggioranza ha bloccato il provvedimento, quindi ne parlerete, e diciamo che non è stato una bella figura per quello che riguarda il governo. Comunque oggi c'è davanti, oggi abbiamo un'approvazione molto importante perché si parla del rifinanziamento delle missioni all'estero, tra cui quella della Libia, che è ovviamente molto discussa, soprattutto perché si sono evidenziate le due correnti all'interno del PD, quella di Minniti che dice che la Libia è assolutamente un paese sicuro e quella degli altri che fanno riferimento non si sa bene a chi, perché loro sono divisi in più lati, e quindi che invece ritengono che la Libia non sia né sicura né ha possibilità di fare accordo con l'Italia. Quindi vedremo, non credo che sarà una soluzione facilmente riscontrabile, però ovviamente la maggioranza ha un progetto di approvazione di quello che viene previsto, che ci hanno proposto il Consiglio dei Ministri. Perfetto. Dovremmo finire questo. Poi oggi c'è il question time, ci dovrebbe essere il ministro Salvini, qui si sta, dovrebbe esserci il ministro Salvini, e se ho ben capito la nostra richiesta era sulla Sea-Watch, ma ovviamente il programma potrebbe modificarsi all'ultimo momento. Io leggo qui dalla pagina Facebook del ministro Salvini che come eventi oggi in programma alle 10, alle 10 a Nettuno in provincia di Roma alla scuola di polizia, quindi il question time è il pomeriggio, no? Alle 15 oggi pomeriggio. Alle 15, per cui dovrebbe esserci. Restiamo col dubbio. Senti Laura, proprio del ministro Salvini vorrei parlare su questi centri di accoglienza, no? Il ministro Salvini ha scritto pochi minuti fa: il CARA di Mineo è chiuso, il più grande centro di accoglienza d'Europa ormai è svuotato. Martedì prossimo il ministro sarà a Mineo per festeggiare questa promessa mantenuta, e ti chiedo, oltre a commentare questa notizia, anche della notizia di ieri che ha riguardato Lodi, l'inchiesta di Lodi su 4 onlus per l'accoglienza dei migranti, tutte le polemiche che ci sono state su questa inchiesta. Prego.
Sì, in effetti sono due notizie correlate. Tanto sicuramente è un successo diciamo, lo svuotamento del Carra di Mineo, perché era una brutta pagina dell'accoglienza italiana, quindi Sì, un hub senza confini, una città che dava ospitalità a persone che non erano identificate, e proprio era il simbolo, secondo noi, della mala gestione dell'immigrazione in Italia, certo. che aveva come riflesso anche la possibilità che alcune fake onlus, che poi questo è il nome dell'operazione, che è stata portata avanti dalla Guardia di Finanza di Lodi, che non smetteremo mai di ringraziare, che appunto lucravano Sì. sui bandi delle prefetture per l'emergenza migranti, e Mm. peraltro presentando domande che evidentemente non venivano controllate perché erano incomplete, presentando, una volta ottenuto questi incarichi, Sì. la richiesta per accogliere i cosiddetti detenuti che potevano spiare fuori dal carcere la pena, quindi poter compiere attività di solidarietà, insomma le misure alternative, e Mhm. quindi che erano però persone legate alla criminalità organizzata, alla 'ndrangheta. Quindi era proprio un business per fare soldi e per dare libertà a persone che assolutamente non dovevano andare in Certo. una libertà non controllata come quella di queste associazioni, che erano nate solo e esclusivamente quindi per Sì, lucrare sulla pelle dei migranti. Quindi è certo. un business che il ministro Salvini ha ridotto in modo esponenziale, ha ridotto di quello che poi sono il costo dei migranti, perché era 35 euro fino all'anno scorso, adesso che sono diminuiti, Sì. diciamo, l'importo pro capite e pro die, insomma, al giorno dei migranti, che si dovrebbe essere assestato insomma sui 22 euro. Mhm. È chiaro che c'è meno interesse per queste finte onlus, diciamolo, perché a Certo. partecipare a questo business. Noi speriamo che si vada avanti così. Ringraziamo la magistratura e la Guardia di Finanza per aver fatto queste inchieste, per aver scoperto quello che noi sospettavamo da tempo, quindi il ministro Salvini ancora una volta ha dimostrato di avere ragione, e che con la Lega al governo le cose sono cambiate in maniera totale, insomma. Assolutamente sì. Senti, Laura, poi c'è un'altra vicenda che riguarda quella degli affidi, no? E poco fa, se non sbaglio, o ieri è intervenuto anche un tuo collega, il deputato Gianluca Vinci, sulla rete scoperta dal nucleo investigativo, insomma, di Reggio Emilia su questa questione qui. Tu hai delle novità? Stamattina c'è anche un'intervista sulla Verità del ministro per la famiglia Lorenzo Fontana, e tu appunto che novità hai su questa vicenda? Ma Eh, Tu sei in realtà di è una Parma cosa. però, giusto? Io sono di Parma, sì, diciamo che la situazione di questo non ha toccato per il momento la nostra provincia, perché Eh, comunque è coinvolto, è vero, Bibbiano, l'Unione Valdenza, ma anche effettivamente il direttore dell'outlet di Reggio Emilia, quindi l'intera provincia di Reggio, che insomma per noi è proprio di fianco. sì, È chiaro che la situazione è stata gestita molto male, è stata un'altra delle organizzazioni nate per lucrare sulla pelle delle famiglie, sulla pelle di questi bambini, quindi di una gravità incredibile. Anche qui io parto sempre, faccio l'avvocato, ci tengo a sottolinearlo, dalla presunzione di innocenza, quindi sì, le indagini andranno avanti, devono andare avanti, ma di certo, io ho letto anche l'intervista del ministro Fontana, ribadisce quello che la Lega dice ormai da più di 10 anni. I tribunali di minorenni non funzionano in questo modo, non possono funzionare. sì, Quando chiediamo quando vengono in audizione, insomma, loro stessi, i giudici del tribunale, ci dicono che ci sono alcuni tribunali che tengono le pratiche aperte senza controllare, senza verificare, quindi una mhm, famiglia rimane sotto scacco da un tribunale che dà poteri alle assistenti certo, sociali di vigilare sui figli e di quindi modificare le scelte della famiglia, quindi una cosa di una gravità incredibile, proprio perché il Tribunale dei minorenni non riesce a fare le verifiche che deve fare nei tempi, e quindi preferisce tenere aperto il fascicolo. Ecco, questo è un malcostume che va eliminato, però l'unico modo per farlo, purtroppo, perché sappiamo che i tribunali dei minorenni sono dislocati
nelle sedi delle Corti d'Appello, quindi per l'Emilia Romagna ce n'è solo una a Bologna, è quello che sempre ha detto la Lega, cioè un tribunale dei minorenni, quindi una sezione famiglia in ogni tribunale, per Sì, cui in ogni provincia, e il sì, passaggio deve essere questo, anche perché così si dà più controllo e poi, come noi diciamo sempre a livello di Lega, ci sono le buone pratiche che possono essere esportate sì, da un sì. tribunale all'altro, cosa che se invece c'è un accentramento non è proprio possibile. Mm, Quindi sì, la più attenzione alla famiglia, più attenzione sui servizi sociali, ma chiaramente qui c'era un organo deputato a farlo che certo. evidentemente è mancato, ed è una cosa assolutamente Ah, gravissima, soprattutto perché sull'educazione dei figli, sulla crescita dei figli non si può tornare indietro, è un procedimento ovviamente assolutamente sì. irreversibile che Senti, porta delle conseguenze disastrose. Insomma, vediamo questi ragazzi che in ma effetti faranno molta fatica a essere ricondotti a una famiglia che li certo, accolga e che possa andare avanti crescendo lì in certo. un'armonia familiare, insomma. Laura, vorrei con te dare delle notizie, no, che leggo adesso. L'Istat ha dichiarato gli italiani sono 55 milioni e declino demografico, meno 124 mila in un anno, dice l'Istat, la popolazione residente in Italia al 31 dicembre è inferiore di oltre 124 mila unità rispetto all'anno precedente. Questa che notizia? È una notizia, diciamo, non molto confortante, giusto? Sì, è una notizia che non volevamo sentire in effetti, perché comunque ho letto il meno 4% di nascite nel 2017 è assolutamente un dato negativo. Io ricordo che a livello fiscale sono stati fatti grossi degli incentivi per la natalità, no? Per il primo nato, per il secondogenito, i contributi per l'asilo nido per i primi 3 anni che sono stati aumentati da 1.000 a 1.500 euro. Quindi si va incontro alle famiglie, si va incontro a chi vuole costruire il futuro e i nuovi cittadini di questo paese. Purtroppo però c'è questa inversione di tendenza, le motivazioni sono assolutamente tante e personali, nel senso che chiaramente se uno non ha un lavoro stabile non si sente di fare una famiglia, motivazioni di qualunque altro genere di scelte personali, però comunque bisogna invertire questa tendenza. Non tanto per il numero dei residenti, ma proprio perché le generazioni future devono andare avanti, se no rischiamo di avere un territorio che non è più popolato da italiani e che non ha più la possibilità di vedere un futuro, perché ci stiamo di fatto annullando, ecco. Laura, scusami, chiedevo a Quindi Roberto dalla regia di ripristinare il collegamento. Sulla nave Sea-Watch c'è una notizia, no? L'Associazione Nazionale Magistrati dice Salvini rischia di alimentare il clima di odio in Italia. Ancora una volta, dice, ha proferito commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici che rischiano di alimentare un clima di odio e avversione. Lo si legge in una nota. I magistrati portano ad esempio numerosi post di insulti e minacce nei confronti del GIP di Agrigento dopo la liberazione della capitana della nave Sea-Watch 3. Io ti chiedo un commento sulla questione Sea-Watch 3 e anche di ieri, di una manifestazione che c'è stata a Salisburgo dove era presente il presidente Mattarella, no? Di questa richiesta di liberare Carola. Secondo te tutta questa vicenda adesso qual è, cioè, cosa si deciderà su Carola, ecco? la decisione è stata presa dallo stesso PM che vuole processare Salvini, insomma, quindi siamo rimasti sulle stesse linee, quindi Carola è stata Eh, scarcerata, ovviamente resta indagata per i reati per cui le avevano dato i domiciliari, quindi non è stata confermata la misura cautelare dei domiciliari, sicuramente una scelta peraltro basata sul fatto che il natante della Guardia di Finanza non fosse una nave da guerra, cosa che in sì. effetti si discosta da quello che era l'interpretazione giurisprudenziale precedente che invece non ne dubitavo.
certo. Restiamo quindi ad aspettare questa magistratura cosa vorrà fare, perché comunque ovviamente c'è da vedere se questo provvedimento potrà essere portato al Tribunale del Riesame, però Sì, per il momento è stata liberata, quindi diciamo che le proteste austriache contro Mattarella non penso che abbiano influenzato questa sì, decisione del PM di Agrigento, ma sono state accolte. È chiaro che il ministro Salvini si sente sminuito, perché comunque il governo e anche il Parlamento fanno delle leggi per evitare che l'Italia venga trattata come la spazzatura d'Europa, sì, perché qui ci portano persone continuamente, pur venendo da altri stati, perché ricordiamolo, la comandante tedesca, la nave olandese, non si capisce perché non vadano in altri stati, ma vengano ad approdare in Italia, sì, ben sapendo che per le regole del Trattato di Dublino chi arriva in Italia poi dovrà essere identificato e mantenuto dall'Italia fino a che non si avrà l'esito della sua domanda di asilo. Quindi certo, è chiaro che c'è un disegno di queste persone che non so se d'accordo con i loro stati, ma comunque di mantenere l'Italia soggiogata e come Stato che si occupa dei migranti. Non è ah, quello che vuole il governo, non è quello che sì, vuole la Lega, non è quello che vuole Matteo Salvini, tant'è vero certo. che applicando le norme del decreto sicurezza ha attivato la procedura per l'espulsione. Mhm. Vediamo come andrà, però è chiaro che per il momento la Sì, Sea-Watch è sequestrata e noi speriamo che almeno questo provvedimento vada avanti, nel senso che non vogliamo che torni a fare il traghetto, visto che era stata dissequestrata il 1° giugno e dopo neanche un mese sì, è tornata con un carico umano in Italia. Lo diciamo sì. anche per motivi e soprattutto per motivi umanitari, perché Mhm. l'unico modo per cui non ci siano vite spezzate nel Mediterraneo Sì. è che questi migranti non partano e che le procedure di identificazione avvengano nei paesi di origine. Benissimo. Laura, abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, te lo dico sempre. Sì, me lo dici, cara. Che ho- Prego. Allora, guarda, io veramente sono un po' demoralizzata perché adesso, ancora una volta, Eh, con le dichiarazioni di Salvini passiamo dalla parte del torto, perché io non sono nessuno e Salvini sicuramente, ma non c'è neanche da pensare, non ha bisogno del mio pensiero, però molte volte parlare troppo e agire un po' di meno provoca queste reazioni, cioè sì, ancora una volta l'abbiamo presa nel sacco, perché abbiamo detto è stata arrestata, poi è stata liberata, la nave è stata sequestrata, dagli tempo qualche giorno, la nave verrà rimessa in mare. In più, magari, giustamente, noi critichiamo quei posso dire, delinquenti della magistratura che lasciano andare le persone che commettono reati e mettono in galera le persone che non hanno fatto niente, però vabbè, lasciamo perdere, ormai la magistratura sappiamo tutti come funziona in Italia, è uno schifo, sì. Però continuando a fare queste dichiarazioni giuste, d'impulso, perché io l'avrei fatta anch'io, cioè nel senso cerca di capire quello che voglio dire, però adesso passiamo dalla parte del torto, perché siamo quelli che alimentiamo l'odio, siamo quelli che andiamo contro la magistratura, siamo quelli che scateniamo quindi parlare un po' di meno e mandare a quel paese quelle teste di vitello che abbiamo al governo insieme a noi, perché questi non ci lasceranno fare niente. Con questi non ci lasceranno fare niente, perdiamo solo del gran tempo e perdiamo anche la faccia. Va bene, grazie a te. Questo è il mio modesto pensiero. Ciao. Ciao cara. Allora Laura, non so se vuoi commentare quello che diceva Io la non nostra credo, ascoltatrice. cioè, diciamolo tutta, perché la situazione è questa, la magistratura fa il suo dovere, abbiamo questi 3 poteri, no? La magistratura, il legislativo e il potere di governo, l'esecutivo, quindi la magistratura fa il suo dovere e fa le sue scelte, sulle quali noi non possiamo ovviamente
intervenire, se non con delle leggi che siano chiare e di facile interpretazione. È successo, e di questo ci tengo a dirlo perché sui giornali di oggi, per la legittima difesa abbiamo fatto una norma che ha chiarito l'interpretazione che deve esserci di una legge, e adesso vale anche per i fatti precedenti, quindi ci sarà in effetti una piccola rivoluzione che è stata fatta. Su questo caso io penso che le dichiarazioni di Salvini siano totalmente umane, totalmente normali per uno che ci sta mettendo non solo la faccia, ma anche tutto l'impegno contro questi abusi. Quindi da questo punto di vista io penso che stare al governo in questo momento per quello che riguarda la gestione dell'immigrazione non può che essere un successo del ministro Salvini. Poi i poteri che decidono cosa fare per quello che riguarda la magistratura ci sono. Di certo, e questo l'abbiamo detto tutti, la magistratura va un po' rivista e ci stiamo ragionando, ne abbiamo parlato prima per il Tribunale dei minorenni, perché sempre la magistratura è, e ci stiamo ragionando e dovremmo intervenire. Benissimo. Laura, un'altra telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Laura di Bergamo. Ciao, cara. Allora, prima di tutto voglio dire che Salvini fa quello che fa, non ha bisogno di nessun suggerimento. Finora è stato un grande e che Dio lo accompagni. Poi vorrei dire un'altra cosa. A me la storia lì delle due donne su all'Europa mi sta bene, per una cosa però. Questo Conte prima si fa vedere bravo a dire che un pacchetto non lo prendeva. E invece l'aveva già preso sotto banco, perché quando ha detto che voleva le donne, l'aveva già preso sotto banco. E a me questo mi fa pensare, prima lo difendevo, ma per me adesso è già un venduto. Mi fa vergognare. Vi saluto e avanti Salvini così. Grazie. Laura, a proposito appunto di nomine, no? Come diceva la signora, no? Che ne pensi di questo duo di donne alla guida della Commissione europea e della Banca Centrale Europea? Adesso si aspetta il Presidente del Parlamento Europeo in giornata, no? Ci sarà il voto e poi all'Italia dovrebbe essere assegnato anche un altro ruolo, il commissario, si dice, alla concorrenza o commissario economico. Non so quando verranno scelti i commissari. Tu hai altre notizie? No, confesso no, però diciamo che intanto un passaggio c'è stato, perché c'era stato uno stallo sull'altra proposta e per il momento si va avanti. In questo, che ne dica l'opposizione, invece l'Italia ha avuto un ruolo determinante, perché il cambiamento del candidato alla presidenza della Commissione è merito anche dell'Italia e degli altri paesi, insomma guida sovranista, chiamiamola così, e quindi vedremo se effettivamente Ursula von der Leyen riuscirà a dare comunque sia un impulso positivo e che tenga conto delle esigenze di tutti i paesi dell'Unione Europea. Ci spaventa sicuramente la Lagarde alla BCE, comunque su questo andiamo avanti. Importantissimo per noi sarà questo commissario economico, questo commissario della concorrenza, che da quanto si legge dai giornali, ma alcuni dubitano, insomma, dovrebbe aspettare alla Lega e sì, sarebbe importante, perché effettivamente fa parte della Commissione Europea sulla parte economica è quello su cui dobbiamo lavorare, per cui ci auguriamo che effettivamente vada un componente della Lega. Assolutamente sì. Laura, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, tra pochissimi minuti ci risentiamo e rimani con noi per altri massimo 5 minuti. Grazie. Perfetto. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi-dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Laura Cavandoli, deputata della Lega, amica di RPL. Laura, ho letto una notizia oggi sull'azienda La Perla, no? Azienda di intimo. Cosa rischia questi operai di questa azienda? Sì, ho visto Ferrante di Bologna, per cui la tengo d'occhio, infatti. Esatto, perché comunque è nel nostro territorio. Sì, è un'azienda che è diventata, diciamo, estera dall'anno scorso e nonostante le promesse fatte, pare che invece ci siano ben 120-130 dipendenti che devono essere lasciati in cassa integrazione o comunque devono essere licenziati, insomma. Quello è un problema perché è stato venduto, se ben capito, a un fondo, al noto fondo H2O, che è abbastanza chiacchierato perché in questo periodo, stante il sospetto che avesse investito in fondi, insomma, pericolosi, diciamo, di non facile riscossione, ha visto una fuga dei suoi investitori. Di conseguenza stanno cercando di riorganizzare quelli che sono gli asset operativi proprio anche per un discorso di risparmio. È chiaro che se danno via dall'Italia un marchio storico come la Perla, un simbolo di un Made in Italy molto elegante, molto curato, molto raffinato, della lingerie, diventa un problema. Quindi sul decreto crescita noi avevamo lavorato proprio per mettere delle norme che impedissero di far uscire dall'Italia un marchio che non produce più in Italia. Qui in realtà è un disinvestimento perché resterà una parte di produzione in Italia, ma non vorremmo che in questo modo si aggirasse quello che è il divieto che era stato messo nel provvedimento di legge, ecco. Certo. Allora, Laura, io ti ringrazio come al solito, buona giornata, buon lavoro. Che aria tira a Roma a livello di temperatura? Ma diciamo che fa caldo. Diciamo la perturbazione che dovrebbe arrivare da voi qui non si sente. Qui non è arrivata. Ecco, quindi arriverà fra qualche giorno. Sui rifiuti come siamo messi lì? Male, io penso sempre molto male, perché effettivamente il caldo ha mandato via i gabbiani, che in effetti non sopportano il caldo. Vanno però al mare praticamente. Esatto, sono andati al mare, però la situazione qua leggevo che fino a dicembre non può essere risolta, cioè vuol dire 6 mesi di calvario anche dal punto di vista igienico-ambientale. Si studierà come fare. È chiaro che qui deve intervenire anche il ministro e poi pensare se fare un commissariamento proprio per quello che riguarda la gestione dei rifiuti, che non può continuare così. Lo dice la Lega da tempo, ma diciamo che i compagni i colleghi di governo non ci sentono. Benissimo, allora Laura, grazie mille, buona giornata, buon question time e a presto, a mercoledì prossimo. Grazie, buon lavoro a tutti voi. Ciao, allora grazie mille a Laura Cavandoli. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il senatore della Lega, Maurizio Campari. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, Maurizio. Grazie a voi. Allora, innanzitutto con te vorrei parlare un po' di alcuni punti principali dello sblocca cantieri. Oggi con il Sole 24 Ore c'è proprio un inserto sullo sblocca cantieri, c'è scritto: lo sblocca cantieri riforma gli appalti. Raccontaci un po' l'edilizia, no? Che riparte con lo sblocca cantieri e altri punti che tu ritieni interessanti di questo decreto. Beh, questa è senza dubbio la nostra intenzione, di far ripartire, di aiutare, diciamo così, a far ripartire l'edilizia con questo provvedimento. Questo insieme al crescita dovrebbero essere 2 provvedimenti, diciamo così, che più
dovrebbero, nelle nostre intenzioni, andare ad aiutare la ripresa economica, che già comunque incomincia ad esserci, viste le azioni che sono già state fatte nei mesi scorsi dal governo. Lo certificano anche i dati Istat sull'occupazione e tutto il resto che abbiamo visto nelle scorse settimane, nonostante ci fosse qualcuno che sosteneva il contrario. Per quanto riguarda lo sblocca cantieri è diviso in 3 parti soprattutto. Sì. La prima, che è di riforma del codice degli appalti, e questo già è un qualcosa che dovrebbe andare a snellire di molto le procedure per andare appunto ad affidare i lavori e riuscire anche a farle da parte di molti professionisti in maniera più tranquilla, ecco, senza avere il terrore di incorrere in provvedimenti sanzionatori. Sì. E un'altra parte che riguarda proprio le opere, principalmente le opere principali, quindi con i commissari eccetera, e una terza parte che riguarda invece i provvedimenti che riguardano le situazioni emergenziali dovute, che sono ancora emergenziali dopo anni, insomma, per i terremoti che ci sono stati un po' in tutta Italia. Sì. È un provvedimento molto complesso, molto articolato, che è stato anche molto dibattuto nelle aule parlamentari, ed è un provvedimento che si aspettava veramente da tempo. Siamo fiduciosi, ecco, questo sì, assolutamente. Ecco, questo riguarda lo sblocca cantieri. Poi c'è un Sì. altro provvedimento importante, diventato legge al Senato, che è quello che riguarda la crescita, no? Sì, La è crescita. quello che dicevo prima, esattamente. Sì. Anche il crescita andrà a impattare assolutamente molto sulla vita degli italiani, sia dal punto di vista appunto delle imprese che anche sui singoli italiani. Ricordiamo 2 cose per gli italiani, proprio come persone fisiche, che sono: uno, la rottamazione delle cartelle, che ha avuto un ottimo successo già nei mesi scorsi, e che viene appunto riproposta, e anche, per esempio, invece una cosa più da vita di tutti i giorni, gli incentivi che sono dati anche sui mezzi elettrici e anche a 2 ruote, non più solamente sui veicoli elettrici, ma anche sulle moto e motorini. Cioè 2 cose fra le tante che ci sono dentro, che andranno a impattare direttamente sulla vita di ciascuno di noi. Quindi cose concrete, come piace a noi, cose reali, cose che si possono poi andare a tastare sulla nostra vita, ecco. Certo. Senti Maurizio, per quanto riguarda quella brutta storia, no, di cui stiamo parlando da giorni, a Reggio Emilia, sugli affidamenti illeciti di minori, tu che sei della regione, sai altre notizie che riguardano questa storia? La cosa è una cosa veramente agghiacciante. Le notizie sono quelle che sono più o meno trapelate dalla stampa. Sicuramente c'è, a quanto pare dalle indagini, però stiamo sempre parlando di indagini anche ancora in corso, traspare veramente un sistema che spaventa, perché come dice il nome dell'inchiesta Angeli Demoni, veramente, cioè, c'erano dei demoni travestiti da angeli che andavano a operare in questa situazione. Se ci troviamo di fronte a situazioni del genere, se fossero verificate, è perché spesso c'è tutto un sistema attorno, un sistema di coperture e di ramificazioni che è veramente preoccupante. Questo fa il paio con altre situazioni che ci sono sempre in una regione come l'Emilia-Romagna, che ha sicuramente un alto livello di benessere, però forse proprio per questo motivo alcune cose sono sempre passate un po' in sordina. Siccome si stava bene, non ci si curava magari di alcune cose che andavano attenzionate maggiormente, specialmente perché probabilmente tutto il sistema che gestiva e governava varie situazioni era in alcuni settori, non dico tutto, però insomma in alcuni settori importanti veramente marcio. Sì. Se questa cosa venisse provata, io veramente trovare una pena esemplare per cose di questo tipo diventa veramente difficile andarla a calibrare, ecco, perché quando toccano i bambini
li toccano in questo modo, ripeto, travestendosi da angeli, mentre si è realmente dei demoni, cioè elettroshock, si parla di regali dei genitori non consegnati ai bambini per allontanarli, lavaggio del cervello, cioè delle cose che mai si potrebbe pensare che ancora oggi potessero succedere da noi, e in una regione come l'Emilia Romagna, tra l'altro. Che continua tra l'altro a fare l'onore delle cronache anche per altri casi, sempre di finte persone che fanno finta di fare del bene quando in realtà invece fanno i loro porci comodi. Un'altra inchiesta è quella per esempio sulle onlus, che parte da Lodi, ma delle ramificazioni importanti anche in Emilia Romagna e nella mia città Parma. Pare che ci siano anche lì delle associazioni che sono coinvolte. Si parla di su 7 milioni e mezzo, 4 milioni e mezzo intascati per uso privato, insomma, distratti. Tutto questo buonismo di facciata che poi in realtà invece nasconde degli opportunisti, ripeto, se le indagini confermeranno quello che sta emergendo. Certo. Senti Maurizio, anche a te non posso non chiederti appunto come la pensi sulla Sea-Watch. Poco fa leggevo una nota insomma dell'Associazione Nazionale Magistrati che dice che Salvini rischia di alimentare il clima di odio in Italia. Si ripresenta sempre insomma la stessa storia, così come per quanto fu la nave Diciotti. Come andrà a finire anche questa volta? Io come andrà a finire posso dire quello che faremo noi, nel senso che noi non molleremo mai, ma proprio mai, perché noi più vanno avanti queste che noi reputiamo essere ingiustizie, più noi ci intestardiamo e andiamo avanti decisi per andare a porre un po' di buon senso in ciò che ai nostri occhi è totalmente privo di buon senso. Questo vale per tutto. Dall'altra parte sono anche abbastanza stanco di sentire dire che quando uno dice le cose come stanno bisogna abbassare i toni. Questo non ha assolutamente senso, cioè la verità è una e la vedono tutti. Se oggi come oggi siamo al 40% quasi, 28, 37, 34 certificato dal voto abbondante, dal voto alle europee, ma pare che andiamo verso il 40%, non è che gli italiani siano tutti stupidi, è perché si vede che c'è una realtà raccontata che non è quella reale vissuta. Gli italiani sono stanchi di farsi prendere in giro, farsi infinocchiare, permettetemi il termine, da una buonismo latente e una verità unica imposta da gente che si vede, si capisce, si percepisce essere assolutamente lontana dalle reali necessità delle persone normali. Siccome per me siamo in una democrazia e chi deve a un certo punto dettare la linea appunto è il popolo, io ritengo che a breve dovranno cambiare tante cose. Noi sicuramente non molliamo e non ritracciamo di un millimetro. Io sono sicuro che se continueremo in questa direzione e le persone ci continueranno a dare la fiducia, prima o poi noi scaravoltiamo tutto e questo Stato effettivamente finalmente lo cambiamo, andando ovviamente metodi democratici, ho detto scaravoltiamo, ma nel senso di democraticamente lo scaravoltiamo, andando a riproporre il buon senso e una effettiva diciamo così gestione dello Stato che sia una gestione non del mondo fiabesco, ecco. Benissimo. Maurizio, oggi in programma cosa c'è al Senato? Oggi siamo in commissione per diverse audizioni sui provvedimenti che abbiamo. Questa mattina ci sono le compagnie telefoniche per un provvedimento, un disegno di legge che c'è sulla trasparenza delle tariffe telefoniche, e poi avremo anche altre audizioni di vario altro tipo, insomma, e andiamo avanti. Questa settimana sarà tutta commissione, abbiamo fatto aula ieri stamattina, la settimana prossima invece sarà dedicata soprattutto all'aula. Benissimo, allora ti salutiamo, ti ringraziamo e ci risentiamo prossimamente. Ciao. Un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie mille. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo un altro amico di RPL, il deputato della Lega Alberto Ribolla. Ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Hai visto come siamo stati puntuali? Ho notato il tuo post su Facebook alle 11:15, sarò in diretta su Radio Padania. Siamo stati puntualissimi, giusto? Puntualissimi. Benissimo. Allora, i lombardi. Allora Alberto, parliamo un po' della scelta delle Olimpiadi per il 2026 ricaduta sulle città di Milano e quella di Cortina. Cosa implica questo in termini di posti di lavoro? Come ci si organizza? Ecco, ci spieghi in maniera molto semplice fino al 2026. Intanto le Olimpiadi a Milano e a Cortina sono una eccezionale vittoria del sistema lombardo-veneto, insomma, e anche del governo italiano. Lombardia e Veneto tengono queste Olimpiadi che saranno un volano importantissimo per lo sviluppo e per l'occupazione. Si parla di decine di migliaia di nuovi occupati e poi un indotto per quanto riguarda anche le imprese e le costruzioni, anche perché come sappiamo bene le Olimpiadi implicano una serie di investimenti sia dal punto di vista infrastrutturale, parlo in questo caso di collegamenti, quindi strade, ferrovie eccetera, oltre che ovviamente una serie di investimenti sugli impianti sportivi veri e propri, quindi sarà un volano per lo sviluppo dell'economia di Lombardia e Veneto, ma anche in generale tutto il paese, e poi un volano per l'occupazione, che poi si riverberà anche nel futuro, perché ogni Olimpiade porta anche una serie di fattori positivi per quanto riguarda poi il turismo, ovviamente gli investimenti che vengono fatti e il ritorno mediatico che ha un'Olimpiade ha dei valori positivi anche per quanto riguarda il turismo dei prossimi anni. In questi anni quindi Lombardia e Veneto e tutte le aree interessate, perché in parte c'è anche il Trentino, ricordiamolo, avranno uno sviluppo molto importante dal punto di vista del territorio, e quindi questo è importante per tutti coloro che aderiranno a questo importante progetto. Benissimo. Senti Alberto, nei giorni scorsi tu sei stato a Strasburgo al Consiglio d'Europa. Di che cosa si è discusso? E ti chiedo un commento veloce su queste nuove nomine che riguardano l'Europa. Ecco, prego. Sì, il Consiglio d'Europa è un organismo nel quale sono presenti parlamentari eletti dai singoli parlamenti di tutti i paesi appunto che fanno parte di questo Consiglio d'Europa, che non è paragonabile all'Unione Europea, è una serie di paesi allargata. In questo Consiglio d'Europa ad esempio c'è anche la Russia e si è proprio parlato di Russia lunedì. Abbiamo fatto una seduta notturna e poi che si è poi prolungata nei giorni successivi per le questioni relative alle sanzioni alla Russia. La Russia attualmente non partecipava più al Consiglio d'Europa da diversi anni per questioni relative ai diritti umani, e questo ha comportato una decisa presa di posizione da parte appunto dei vari paesi del Consiglio d'Europa, tra cui anche l'Italia, che hanno chiesto invece che la Russia potesse essere riammessa a partecipare alle riunioni di questo importante organismo internazionale. E così è stato. C'è stato uno scontro ovviamente tra i paesi occidentali, tra virgolette, i paesi ex URSS, che non volevano che la Russia riprendesse, facesse parte appunto di nuovo di questo organismo internazionale, e quindi è stata una bella battaglia che poi però abbiamo vinto, e la Russia adesso di nuovo fa parte appunto di questo organismo internazionale e quindi a tutti gli effetti. Certo. Per quanto riguarda invece quello che mi chiedevi sulle nomine europee, in questo caso invece la Commissione Europea, organismo appunto dell'Unione Europea, ieri si è insediato il Parlamento europeo, e ieri è stata eletta la nuova Presidente della Commissione, appunto la Ministra della Difesa, anzi mi piace più dire il Ministro della Difesa, che poi è una donna, tedesca, e è stata una scelta importante e comunque alla fine condivisa dopo ore e ore di trattative, perché comunque ha permesso da un lato all'Italia di poter incidere nella scelta non solo della Presidenza, ma tutto quello che è la Commissione Europea. In particolar modo noi speriamo di poter ottenere un peso importante all'interno della Commissione Europea, che potrebbe essere
la delega, il commissario con delega alla concorrenza, quindi particolarmente importante. Sì. Quindi da questo punto di vista possiamo dirci soddisfatti, un po' meno soddisfatti, ma lo diciamo in maniera così molto schietta, siamo per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, che speriamo possa poi cambiare nei prossimi tempi, anche perché, ricordiamolo, noi siamo in Europa per cambiare le regole soprattutto dal punto di vista economico, quindi avere maggiore flessibilità dal punto di vista economico-finanziario. Come sappiamo il 2019 si è chiuso, adesso oggi c'è la decisione sulla procedura di infrazione, ma credo che questo poi possa andare avanti senza troppi problemi, in quanto appunto abbiamo decisamente superato gli esami, visto che abbiamo inserito con l'assestamento di bilancio che è stato approvato l'altro giorno dal governo delle clausole che abbassano sensibilmente il deficit e quindi mettono i conti per il 2019 assolutamente a posto. Per il 2020 qualcosa cambierà e ci auspichiamo che con la nuova flessibilità europea ci possa essere un sostentamento della flat tax, che è una cosa fondamentale per la Lega, anche attraverso appunto delle regole di bilancio europee più flessibili che ci permettono appunto di poter fare la flat tax anche in parte in deficit. Perfetto. Senti Alberto, volevo anche chiederti, oggi il ministro Salvini in questo momento, pochi minuti fa, è a Nettuno, che è la scuola, o meglio si trova alla scuola per ispettori di polizia, scrive il ministro, dove si formano gli agenti che utilizzano la pistola elettrica. Quando insomma verrà utilizzata questo taser, o già appunto in fase di utilizzo, di sperimentazione o no? Ma allora, la pistola elettrica, il taser, è stato inserito come all'interno del decreto sicurezza come strumento per le forze di polizia, anche di polizia locale, come arma di difesa. È stato verificato che le polizie che hanno in dotazione il taser siano molto più efficaci anche in tema di difesa. Noi, ad esempio a Bergamo, io sono consigliere comunale a Bergamo, abbiamo chiesto con forza l'introduzione appunto del taser all'interno del corpo di polizia locale. Tra l'altro lo stesso corpo di polizia locale, proprio il sindacato, ha chiesto l'introduzione di questo taser, tanto che settimana prossima in consiglio comunale presenteremo un ordine del giorno affinché il comune e l'assessore alla sicurezza tengano in considerazione non solo le volontà del sindacato di polizia locale, ma anche l'efficacia di queste misure contenute nel decreto sicurezza. Benissimo. Senti Alberto, abbiamo un ascoltatore, stiamo facendo attendere il nostro ascoltatore. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Verna e buongiorno onorevole. Ciao. Avevo qualche considerazione da fare. Vai. La prima è riferita ai bambini, al caso dei bambini in Emilia Romagna. Sì. Cioè io penso che se una persona normale dice io domani devo pensare a una cazzata per fregare i soldi, non gli sarebbe mai venuto in mente una truffa di questo tipo. Sì. Cioè lì sono persone totalmente anormali, gli vorrebbe dato l'ergastolo, non il processo. Perché non è concepibile, non so, per uno normale, per una normale forse sì. Seconda cosa, sì. In televisione parlano tutti di Salvini, parla Saviano, parla Feltri, parla Pinco Pallo, giornalisti, scrittori, cantanti, DJ e chi più ne ha per ne metta. Io vorrei sentire uno che fa un'intervista a Emanuele Filiberto, quello che dovrebbe essere il futuro re d'Italia, eventualmente in un futuro prossimo, lontano, che non succederà mai, però un suo parere mi piacerebbe saperlo. Terza cosa, adesso mi sfugge. Ricordati, adesso mi sfugge. Comunque quelle lì erano le due cose importanti. Ecco, tutto lì. Ciao. Vai. Allora, Alberto, hai sentito? Sì, ma allora sulla questione relativa ai bambini non posso che essere d'accordo, sono cose che sono difficili anche da commentare, talmente gravi sono, quindi sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore e quindi auspico che poi la giustizia faccia
tutto il suo corso, anche se devo ammettere che questa magistratura ogni tanto fa cadere le braccia, visto che quello che è successo anche nella vicenda, se mi permette di collegare e di fare un commento sulla Sea-Watch, visto che lì c'è stato qualcuno che non ha rispettato le norme italiane, le leggi italiane, e che invece di essere fortemente punito dalla magistratura, insomma, è stato lasciato libero. Poi noi col ministro Salvini ci abbiamo pensato in un'altra maniera, ovvero la famosa Carola verrà espulsa, però quello che fa cadere le braccia è che la magistratura, di fronte ad una un utilizzo di norme assolutamente non convenzionali e insomma andare contro le norme di un Stato, e soprattutto per speronare una imbarcazione della Guardia di Finanza, mettendo a repentaglio la vita di alcune persone, e questo per la magistratura non è sufficiente per dichiarare in arresto una persona, e questo fa cadere un po' le braccia. Spero che per altre vicende come quelle di cui si parlava prima non sia così. Ecco, Alberto, un'ultima telefonata, poi ti lasciamo andare perché anche abbiamo la pausa pubblicitaria. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Senta una cosa, è una domanda, anzi, dato che ha lì un onorevole. Quelli del gruppo misto che si schiaffano dentro al gruppo misto, se cade il governo, rimangono, diciamo, in essere o se ne vanno a casa anche loro? Sì, allora Alberto, come... Dipende se la caduta del governo comporta nuove elezioni, quindi ovviamente tutti i parlamentari vengono rieletti, nel senso si va a nuove elezioni, quindi i gruppi devono essere ricostituiti e quindi loro vanno a casa e poi vedremo se verranno rieletti. Invece se dovesse malaguratamente scusate, ma abbiamo in aula un po' di baruffa in questo momento. Vai tranquillo. Dovesse essere invece caso contrario succede un'altra questione, allora le cose sarebbero un po' differenti se dovesse essere fatto un altro governo con lo stesso Parlamento, senza la rielezione dei parlamentari. Benissimo, che sta succedendo comunque, Alberto? Si sta parlando, quindi in questo momento c'è in aula una parecchia baruffa sulla questione, e potete sentire. Sì, sentiamo. Va bene, Alberto. Allora, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie mille a te, grazie mille ad Alberto Ribolla, deputato della Lega. Pausa pubblicitaria, a tra poco. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarti. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.it.
radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Rieccoci. Carissimi amici di RPL, guardiamo una notizia che ci giunge dalla Camera, la questione Libia. Il Partito Democratico non partecipa al voto alla Camera, il PD non partecipa al voto sulla Libia in aula alla Camera, e questa la soluzione di mediazione proposta in assemblea dal capogruppo Graziano Del Rio per superare le divisioni sulla missione nel paese africano. I gruppi del PD alla Camera e al Senato, spiega il PD, non ritengono ci siano le condizioni per rinnovare il sostegno alla missione bilaterale di assistenza alla Guardia Costiera della Marina Militare libica. In collegamento telefonico quest'oggi con noi abbiamo, penso per la prima volta, il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettino. Buongiorno Pierantonio. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Grazie mille, è la prima volta qui in radio? Sì, è la prima volta. Benissimo, allora... Vi ringrazio dell'ospitalità. È il suo battesimo, così come noi facciamo con tutti i nostri ospiti. Io la presento molto velocemente. Lei è nato a Vicenza, laureato in giurisprudenza, avvocato patrocinante nelle giurisdizioni superiori, revisore contabile, è stato eletto nella regione Veneto. In questa legislatura lei è membro della Commissione Giustizia ed anche della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Le chiedo di presentarsi molto velocemente, come nasce appunto la sua passione per la politica, qual è la sua esperienza politica. Prego. Grazie, diciamo che faccio politica da quando avevo i calzoni corti, mi sono iscritto già negli anni del liceo alla Gioventù Liberale e ho svolto tutta la prima parte, diciamo, della mia esperienza politica all'interno prima della Gioventù Liberale e poi del Partito Liberale. Sì. E quindi ho aderito a Forza Italia proprio fin dagli albori e sono rimasto in Forza Italia fino ad oggi. Ho cominciato facendo politica a livello locale, quindi segretario cittadino, segretario provinciale, consigliere comunale, consigliere di amministrazione delle aziende, e poi ho avuto la fortuna, la capacità di arrivare in Parlamento per la prima volta nel 2001, sì. E questa ormai è la mia quarta legislatura, e ho avuto anche l'onore e il piacere di essere stato eletto dal Parlamento in seduta comune componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura nella consigliatura passata. Quindi è un'esperienza variegata che si è soprattutto concentrata per quanto riguarda l'esperienza parlamentare nelle commissioni affari costituzionali e giustizia. Ecco, benissimo. Insomma, oggi abbiamo letto anche ulteriori sviluppi della bufera sulle procure, no? Qual è la sua idea, la sua valutazione su quello che sta succedendo in questi ultimi giorni su questo? Ma io sono molto sconcertato, perché pur avendo vissuto a Palazzo dei Marescialli 4 anni, sì. Aver lavorato a fianco di alcuni dei protagonisti delle più recenti vicende, francamente resto allibito per tutta una serie di comportamenti che sono stati assunti e che francamente ritengo vadano stigmatizzati, perché pur essendo stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, con un ruolo appunto di laico, quindi proveniente dal mondo dell'avvocatura e eletto dal Parlamento, sì. Ho mantenuto sempre una grande indipendenza di giudizio
e anche una grande autonomia rispetto pur ai rapporti con i colleghi parlamentari e politici. Vedere che dei togati in realtà si siano prestati a delle operazioni di guida di quelle che potevano essere le elezioni dei capi delle procure legati proprio a delle vicende del tutto personali per orientare le inchieste penali, francamente è un qualcosa al quale non avevo assistito e che mi sento di stigmatizzare fino in fondo. Assolutamente sì. Per quanto riguarda invece, no, la sua commissione giustizia, ieri abbiamo visto la questione dell'ingiusta detenzione. Ci può raccontare cosa è successo ieri alla Camera e che cosa si intende per ingiusta detenzione? Allora, intanto parliamo del provvedimento che ieri era all'esame della Camera e di cui io ero relatore. Con questo provvedimento si chiedeva che ogni qualvolta la Corte d'Appello è chiamata ad emettere delle ordinanze con le quali venga liquidata una somma a favore di un indagato, di un imputato che era stato arrestato o è stato incarcerato, che venga prosciolto, questa ordinanza venga trasmessa al Ministro della Giustizia come titolare dell'azione disciplinare e nei casi più gravi, quando sia ravvisata una grave violazione di legge, anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, pure titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Cosa è successo? Che un emendamento a prima firma Costa, che io giudico sacrosanto nei contenuti e assolutamente rispettoso dei principi della legge e anche del buon senso, voleva sancire il principio secondo il quale quando l'indagato, l'imputato, in sede di convalida dell'arresto, si avvale della facoltà di non rispondere, che ricordo è un suo diritto costituzionale garantito da tutte le convenzioni europee, l'applicazione di un principio anche, come dire, che fa parte della nostra tradizione giuridica, quello che in latino si dice nemo tenetur sed tegere, nessuno può essere obbligato a danneggiarsi. In questo caso, questo suo comportamento non possa incidere negativamente sul diritto all'indennizzo, nel senso che oggi la Cassazione, con una giurisprudenza che io ritengo assolutamente sbagliata, talvolta nega il diritto all'indennizzo a chi è stato prosciolto perché in sede di prima udienza si avvale la facoltà di non rispondere. Ora, questo emendamento è stato votato con voto segreto ed approvato con voto segreto dal Parlamento, e ripeto, è un emendamento di assolutamente buon senso. La maggioranza, per il fatto stesso che questo provvedimento è stato votato, ha ritenuto di bocciare completamente il provvedimento e quindi il provvedimento è stato cassato. Io credo che sia stato un errore, perché non si faceva un dispetto a un singolo parlamentare o a una singola forza politica. Con questo comportamento si è fatto un dispetto a tanti italiani che attendono il risarcimento dell'ingiusta detenzione e che con questo provvedimento avrebbero trovato un qualche maggior ristoro per quanto finora è stato garantito, rispetto a quanto finora è stato garantito. Certo. Quindi credo che sia stato un errore quello del Parlamento, però speriamo di rimediare. Ecco, per quanto riguarda invece, no, quello che sta succedendo attualmente quello che riguarda il caso Sea-Watch, lei come la pensa? Guardi, per quanto riguarda il caso Sea-Watch, io ho una posizione abbastanza rigida, nel senso che se c'è una legge questa va applicata e quindi se il Parlamento sta votando un provvedimento che è il decreto sicurezza che deve garantire i nostri confini, noi dobbiamo rispettare questa legge. Va peraltro accettato il fatto che nel nostro paese abbiamo una magistratura indipendente ed autonoma e che quindi le eventuali sentenze o ordinanze dei giudici vanno appellate nelle sedi proprie e quindi rispetto all'ordinanza del GIP che ha carcerato la comandante della Sea-Watch, credo che questa debba essere impugnata dagli organi competenti e dalla magistratura competente requirente, perché i processi non si esauriscono certo in questa prima fase, cioè c'è tutto il tempo. Poi c'è un problema generale, che però questo forse richiederebbe qualche minuto in più, forse un'intera trasmissione, anzi non basterebbe neppure un'intera trasmissione, che è quello del rapporto tra magistratura e politica in questo paese, che è un problema irrisolto e sul quale, anche come
parlamentare impegnato da tanti anni fra la Camera e il Senato, abbiamo cercato di dare dei contributi, però nonostante tanto impegno la politica si mostra ancora ancella, non ha recuperato quell'autorevolezza nei confronti della magistratura che il suo ruolo le imporrebbe. Certo. Senti Pierantonio, abbiamo visto ieri le nomine per quanto riguarda appunto la presidenza della Commissione europea e anche della Banca Centrale Europea. Oggi ci dovrebbero essere altre nomine. Cambierà qualcosa in Europa? Ma francamente credo di no, nel senso che le nomine che sono state fatte sono espressione dei parlamenti, come dire, a forte impulso europeista, perché l'asse franco-tedesco che rimane saldo, e quindi io credo che semmai il fatto che non abbiamo più alla BCE il presidente Mario Draghi, ma abbiamo la presidente la Christine Lagarde, presidente del fondo, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, sicuramente come dire, è una riforma che peggiora la possibilità del nostro paese di avvalersi, come dire, di un amico, perché ricordiamoci che il contributo che ha dato alla soluzione dei problemi italiani Mario Draghi in questi anni è stato fondamentale. Quindi credo che non possiamo aspettarci un grande miglioramento per il nostro paese da questi nuovi dirigenti delle istituzioni europee. Speriamo che poi di avere una capacità di dialogo che va sempre mantenuta in modo da evitare guai peggiori. Però ecco, il giudizio per quanto riguarda il nostro paese non credo che sia di particolare soddisfazione. Ecco, senti Pierantonio, per quanto riguarda il futuro di Forza Italia, no? Adesso quali sono le prossime tappe, le prossime date? Ma le prossime date è un po' difficile darle perché è un processo abbastanza faticoso quello che è in atto. L'idea è quella di arrivare a delle elezioni primarie nelle quali si deve individuare il nuovo coordinatore nazionale attraverso un principio di selezione democratica. Certo che questo è un percorso un po' difficile per un partito che, come dire, ha sempre definito il nostro presidente Berlusconi, è un po' monarchico, è un po' anarchico, per cui anche sulla stesura delle regole mi pare che qualche complicazione ci sia. Però credo che sia ormai un percorso assolutamente doveroso ed inevitabile, tenuto conto che anche Berlusconi è dell'avviso che questo debba essere fatto. Assolutamente sì. Pierantonio, noi ti lasciamo, ti auguriamo un buon lavoro e buona giornata. E io ringrazio voi dell'ospitalità di questa intervista. Grazie mille. Buona giornata a te e buon lavoro a Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Arrestato il direttore dell'ente Fiera di Bergamo, accusato di aver simulato falsi rimborsi spese. 7 gli indagati. Il direttore dell'ente Fiera di Bergamo, Stefano Cristini, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bergamo e si trova ora ai domiciliari, accusato di aver simulato falsi rimborsi spese intestati a ignari dipendenti per appropriarsi indebitamente nel corso degli anni di oltre 140.000 euro. L'accusa è di peculato in concorso con il cassiere e con altri personaggi chiave nella gestione della Promoberg. Sono state inoltre disposte 2 misure interdittive a carico del segretario generale Luigi Trigona, del presidente del collegio sindacale Mauro Bagini, che sono stati sospesi dal servizio. In tutto gli indagati sono 7 e ricoprono varie funzioni e cariche all'interno dell'ente Fiera. Le rispettive abitazioni, gli studi professionali e gli uffici di Promoberg sono stati perquisiti. L'obiettivo degli inquirenti è quello di fare luce sugli episodi emersi fino a oggi e su altre situazioni riferite alla gestione e ai bilanci dell'ente Fiera. Vediamo se ci sono poi anche altre
Una notizia di cronaca a Bologna, una mamma con una neonata via dal corso, l'università si scusa, un equivoco, le madri sono ben accette, via dal corso di formazione per insegnanti perché in aula insieme alla sua neonata di poche settimane. È successo ieri a Bologna ad una madre che ha raccontato i dettagli in un'intervista all'edizione locale del Resto del Carlino. La ragazza denuncia di aver ricevuto parole poco gentili da uno dei tutor responsabili delle lezioni, anche se il caso poi sarebbe rientrato con le scuse dell'università, che ha parlato di equivoco dovuto ad una persona che non è nostra dipendente e ha ribadito che i bambini sono assolutamente ben accolti. Adesso ascoltiamo l'intervento di ieri in Calabria del ministro Salvini. Chiedo a Roberto dalla regia se riusciamo a collegarci. Benissimo. Per esserci più spesso, perché so il lavoro che c'è dietro una giornata come quella di oggi, quindi mi piacerebbe che sempre fosse valorizzato e conosciuto, perché se fai delle cose belle però la gente a casa non lo sa, il lavoro è fatto a metà. Ci sono squarci di luce. I primi pentiti di 'ndrangheta sono qua, che è qualcosa di assolutamente irrituale e storico, è proprio in casa Mancuso, e quindi ci sono segnali di apertura in questo muro che non è granitico. A me piacerà magari tornarci a seguire una lezione, e io veramente mi tolgo il cappello al confronto di chi ha accettato una sfida così impegnativa, perché io ho visitato tanti beni che sono stati destinati ad azienda agricola, a centro per i ragazzi autistici, a casa famiglia, a biblioteca. Università antimafia non ne avevo ancora viste. Infatti quando ho letto il progetto ho detto caspita, sono ambiziosi, perché qua non si tratta di far fare il dopo scuola, per carità. Io sono stato a Platì da non molto, dove un immobile confiscato all''ndrangheta diventa oratorio per i bimbi del paese gestito dalla parrocchia, anche lì stupendo, perché invece di averli a casa davanti al computer c'è comunità. Però un conto è organizzare l'oratorio pomeridiano per fare i compiti ai ragazzini, un conto è farlo diventare un punto di educazione a livello anche internazionale, perché mi sembra che l'ambizione giustamente sia questa. Quindi accompagneremo col pensiero, e non solo col pensiero, perché del pensiero e basta a volte ci si fa poco. A proposito, come rinforzi della Polizia di Stato, piano rinforzi degli organici in tutta la Regione Calabria, ai 177 agenti già arrivati se ne aggiungeranno 156 fra luglio e aprile dell'anno prossimo, e quindi nell'arco di 10 mesi distribuiti fra le questure arriveranno altre 156 fra donne e uomini, che andranno ad aumentare il totale di forze dell'ordine che fra carabinieri, finanza e polizia in Regione Calabria supera le 12.000 unità. Stiamo facendo un piano di assunzioni straordinarie per recuperare il blocco del turnover del passato e cercare di andare a coprire i vuoti in tutte le forze che ci sta impegnando anche economicamente non poco, ma d'altronde l''ndrangheta la combatti se hai uomini e donne in divisa che presidiano il territorio, altrimenti le associazioni da soli non bastano. Solo in provincia di Vibo Valentia abbiamo stanziato 3.300.000 euro per impianti di videosorveglianza, perché non ci può essere una divisa ovunque, ma da Acquaro, Briatico, Capistrano, Dasà, Fabrizia Filandari, Limbadi stesse, eccetera, eccetera, 3 milioni e 3, così come quest'anno per la prima volta ci sono 5 comuni della provincia di Vibo che hanno 200.000 euro per l'operazione Spiagge Sicure, controllo della legalità anche in spiaggia, Tropea, Zambrone, Riccardi, Pizzo, Parghelia, quindi piano piano. Il comitato per l'ordine e la sicurezza che il ministro dell'interno fa da sempre a Ferragosto, l'anno scorso l'ho fatto a San Luca per scelta, e penso che probabilmente anche quest'anno verremo in Calabria, perché di solito si faceva al Ministero dell'Interno, però un conto è farlo, sarebbe più comodo nell'ufficio del Ministero dell'Interno, però a noi le cose comode non piacciono, quindi
probabilmente a San Luca siamo stati, a Platì siamo stati, a Lipari siamo stati, però non mancano dei punti di speranza, perché molte mail che mi arrivano dalla Calabria chiedono solo presenza e speranza, perché la paura c'è, innegabile. Io ho visto i dati sulle denunce di usura e estorsione. È chiaro che se non arrivano a 10 nell'arco di un anno in un'intera provincia calabrese, evidentemente non è perché non ci sono più di 10 episodi di usura e estorsione, è perché ce ne sono ben di più, ma la gente fa due conti e dice: se io denuncio, come va a finire? E quindi per me sarebbe un successo che aumentassero le denunce. È l'unica denuncia che vorrei che aumentasse, quella per usura e estorsione, perché significa avere ancora maggior fiducia nella presenza e nella repressione, perché da questo punto di vista bisogna parlare di repressione. Siamo a più di 5.000 beni, case e aziende confiscate in Calabria, gestite direttamente dal Ministero o gestite dai comuni, quindi ci rivedremo, grazie. Nel decreto sicurezza noi abbiamo potenziato l'Agenzia per i beni confiscati a mafia, camorra e 'ndrangheta, abbiamo assunto nuovo personale, io ho inaugurato una nuova sede di Milano, stiamo cercando la nuova sede di Roma, e quindi è una battaglia che non si vince in un quarto d'ora, paese per paese, contrada per contrada, villa per villa. Abbiamo visto con i Casamonica, si arrabbiano, ma è un buon segno se si arrabbiano, perché se non si arrabbiassero sarebbe poco significativo. E quindi sono contento. Oggi qualche giornalista mi ha chiesto: ma scusa, oggi decidono le nomine europee a Bruxelles, poi a Roma c'è la riunione Pinco Pallo, però ci avevamo preso un impegno e non mi va di venire meno agli impegni, quindi sono orgoglioso di dedicare la mattina a quella che, ahimè, dalle statistiche, poi la vita non è solo statistica, però è la provincia più complicata d'Italia, secondo gli indicatori economici, la più povera, la più disoccupata, quella col minor numero di servizi. Quindi ringrazio anche i rappresentanti dello Stato che qua, chi indossa una divisa, chi fa volontariato, gli educatori, gli insegnanti, i medici, perché non è facile essere VV, molti italiani non sanno neanche chissà cos'è VV, magari piano piano, penultimi, terzultimi, senza anno per anno. E beh, no, più giù è difficile. Andare oltre in basso è complicato. Quindi, però scuola per scuola, ambulatorio per ambulatorio, oratorio per oratorio, campo sportivo per campo sportivo, che è fondamentale, e poi il lavoro al centro, ovviamente, perché si parla di Europa, i giornalisti mi chiedevano un commento sull'asse franco-tedesco, la Commissione europea, quando ha il 53% sulla carta di disoccupazione giovanile, l'asse franco-tedesco è lontano, quindi piano piano. Infrastrutture, io ho visto che anche qua tra la dorsale tirrenica e la dorsale ionica c'è anche una differenza infrastrutturale notevole, e quindi vediamo di colmare. Ovviamente mi hanno chiamato gli altri delle altre province della Calabria: ma perché a Vibo? Perché potevi venire a Catanzaro, potevi venire a Reggio? Piano piano. Però oggi era una bella giornata, anche perché, ripeto, il progetto, io ne vedo tanti di progetti di recupero di beni confiscati che vanno sempre bene comunque, perché qualunque utilizzo di un'azienda, di un box, di un negozio è sicuramente un segnale di vittoria. Questo è, lo vedete anche voi dalla struttura, è impegnativo, e quindi ci terrò a tornare con Don Ennio, perché un conto è l'inaugurazione con i martini chiavi, poi però quando si spengono le telecamere, vanno via i prefetti, va via il ministro, rimane Don Ennio con i suoi che si domanda: come la riempio? Da dove arrivano gli studenti? Dove dormono gli studenti? Quanto mi costa l'aria condizionata da tenere accesa, o il proiettore se si ferma? Quindi la vicinanza, e anche la vicinanza economica, se servirà da parte delle istituzioni, ci sarà. E quindi conto che per la comunità di Limbadi, che per molti italiani, ma anche per il ministro, può essere ricordata per l'auto bruciata, per l'omicidio, per chissà quale landa, è meglio vederle con mano le cose, quindi ci torneremo, e grazie per il coraggio che state dimostrando. In bocca al lupo.
Rieccoci carissimi amici di RPL. Allora vi ricordo a seguire i programmi della giornata, a seguire ad Onda Libera. Abbiamo lo speciale Ilva di Taranto a cura del direttore Giulio Cainarca, poi abbiamo Ora d'aria con Davide Chiorazzi, poi abbiamo Rebelò con Marco Pinti e il punto politico con Pierluigi Pellegrin. Vi ricordo di andare sul sito di RPL per riguardare tutti i nostri programmi della giornata e anche per cliccare sul rettangolino blu dove c'è scritto abbonati. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata e buon pranzo a tutti. Saluto anche Roberto Colombo al di là del vetro. Alle ore 10:40 su RPL c'è una storica trasmissione della quale io non so assolutamente nulla.